11,26 intanto per Sara Aiani nel triplo, ed ora va Anita Pezzolo in pedana per il secondo salto, occupa la seconda posizione fino a questo momento con 12,28 che è il suo nuovo primato personale. Si alza la bandiera rossa purtroppo per Anita Pezzolo, mentre vediamo la situazione del disco che è guidata la gara dopo i primi 3 salti lanci di finale di qualificazione 44 e 64 per Filippo Vaidanis, poi al secondo posto con 41 e 29 c'è Tommaso Parolo, al terzo Fiorini con 38 e 72 e poi Benedetti con 37 e 67. Si stanno per iniziare i lanci di finale e va in pedana il numero 21 Nicola Aldighieri della Valpolicella Lupa Tottina. Mentre nel triplo è in pedana Noemi Momi della Valpolicella che ha un personale di 11,33. Siamo per la premiazione dei 400 uomini. Cech Minogu, Massimiliano Raboni e Leonardo Vanzo sono invitati nella zona del cerimoniale. Leonardo Vanzo, Massimiliano Raboni e Cech Minogu alla premiazione dei 400 uomini. Pedana nel triplo Ottavia Cestonaro, secondo salto, sta guidando la gara con 13 e 12. Se lei gradisce possiamo anche fare la clac, non gradisce, dopo. Intanto si alza la bandiera bianca, quindi salto valido per Ottavia Cestonaro che si è espressa a 13 e 12 al primo salto. Vediamo la misura di questo secondo. Ancora sopra i 13, 13 e 06, quindi conferma il suo buon stato di forma Ottavia. Va in pedana ora Giorgia Vignola della Valpolicella Lupa Tottina, mentre in pedana nel disco c'è Diego Benedetti per il suo primo lancio di finale, è quarta posizione fino a questo momento con 37 e 67. E questo sembra migliore rispetto al miglior lancio, vediamo se è così, se ci vedo bene. Il suo lancio di Benedetti, infatti così è 38 e 23, con 38 e 23 Benedetti rimane sempre in quarta posizione però per il momento. Va ora Fiorini, Federico Fiorini in pedana per il suo primo lancio di finale. Ancora buon lancio di Federico Fiorini del Bentegodi, terza posizione fino a questo momento con 38 e 72, vediamo 37 e 65, lancio inferiore.
E andiamo alla premiazione dei 400 piani alla presenza del consigliere regionale della Federazione Veneta di Atletica Raffaele Mozza. Forza ragazzi dietro al podio. Al terzo posto, con il tempo di 48,83 per l'Atletica Insieme New Food Verona, Leonardo Manzo. Intanto va in pedana Vaidanis per il disco. Al secondo posto con 48,45 per la Biotecno Marcon, Massimiliano Raboni. E con il nuovo personale di 47,77 vince la gara per i colori dell'Atletica Vicentina, Cech Minogu. Vediamo la misura di Vaidanis che sta guidando la classifica provvisoria con 44,64, 43,22 questo primo lancio di finale del giovane Filippo Vaidanis. Si va al quinto turno di lanci e va in pedana Nicola Aldighieri della Valpolicella Lupa Tottina, mentre nel triplo c'è Martina Cerniak al suo secondo salto. Martina Cerniak della Bentegò di Verona. In pedana ora col numero 7 vediamo il disco Guglielmo Flora del Cus Padova. E questo è il secondo salto di Martina Cerniak del Bentegò di Verona, personale di molto vicino agli 11 metri, 10,97. Mentre va in pedana nel disco Fabio Caldon dell'Assindustria Padova. Sembra buono questo lancio di Fabio Caldon. Lui specialista del giovellotto, ma buon interprete anche nel disco. 36,72 per Caldon. Secondo salto di Francesca Gomiero del Cus Padova, mentre nel disco abbiamo visto il lancio di Eros Chemello dell'Atletica Vicentina. E per la premiazione del peso donne nei pressi del podio Elena De Lazzari, Martina Caron e Maria Vittoria Gestonaro. Maria Salvan, vediamo questo salto 12,01 al primo, vediamo la misura di questo secondo salto, si alza la bandiera bianca. La misura di Maria Salvan, leggermente inferiore alla precedente, e abbiamo visto il lancio di Fiorini.
Marco Pettenazzo può ritirare il suo tesserino presso la postazione microfonica. Marco Pettenazzo dell'Atletica Città di Padova. Intanto nel disco va in pedana per il quinto lancio Filippo Vaidanis, che guida la classifica fino a questo momento con 44,64. E sembra piuttosto lungo questo lancio, vediamo se riesce a migliorare. Potrebbe essere all'altezza dei precedenti, del migliore. Vediamo la misura 44. Rimane leggermente al di sotto, 44,38. Mentre chiamo Sergio Cestonaro per la premiazione. Tecnico, non so che dire di Sergio Cestonaro, diciamo tutto quanto si può pensare, factotum, organizzatore, speaker, dirigente della società vicentina, nonché padre. E andiamo alla premiazione del peso. Al terzo posto con 11,22 per la Industria Sport Padova, Elena De Lazzari, polivalente lanciatrice della Industria Padova. Al secondo posto con 11,44 per l'Atletica Vicentina, Martina Caron. E vince la gara del peso con 12,04 per l'Atletica Vicentina, Maria Vittoria Cestonaro, che riceve dalle mani del padre il bacio e anche il premio dalle mani del padre. E questo è il podio del peso, mentre in pedana nel triplo andrà ora il numero 10, Elena Solino. Hanno iniziato il terzo turno di salti nel triplo, mentre si va a concludere la gara del disco e va in pedana Fabio Caldon della Industria Padova. Nullo questo ultimo lancio di Fabio Caldon, ed ora Eros Chemello al suo ultimo lancio. Chiara Pedrini, terzo salto nel triplo. Buon lancio di Eros Chemello, vediamo la misura. 38,20, Eros Chemello si porta, se non vado errato, al terzo posto di classifica, no, quarto posto. E Benedetti, che è stato scalzato dal quarto posto, ora va al suo ultimo lancio. Buono anche l'ultimo lancio di Diego Benedetti, vediamo se riesce a migliorare il suo 37,67. 38 anche per lui, 38,47, si riprende la sua quarta posizione. Vediamo l'ultimo lancio di Fiorini, Federico Fiorini della Bentegodi. Il Bovolone in forza alla Bentegodi.
ha ottenuto un miglior lancio a 38,72 fino a questo momento Fiorini. Anita Pezzolo in pedana nel triplo, terzo salto, occupa la seconda posizione di classifica con 12,28. Le scale, le rampe, le salite brevi, fai Era bianca, 30, fai 50, fai 100. annulla il suo lancio, il suo ultimo lancio Tommaso Parolo. Ancora un buon salto di Anita Pezzolo, 12,10, anche se inferiore al suo miglior salto. Ed ora va Noemi Momi della Lupa Totina al suo terzo salto. Mentre in pedana nel disco c'è per l'ultimo lancio Filippo Vaidanis, giovane dominatore junior al primo anno di categoria, 44,64 il suo miglior lancio. Nullo questo ultimo lancio di Vaidanis, mentre ora andrà in pedana. Diamo una misura intanto di Noemi Momi, 10,59. Ora è Ottavia Cestonaro al suo terzo salto, finora 2 salti al di sopra dei 13 metri, il più lungo 13,12 è la misura con la quale sta guidando la classifica provvisoria. È terminata la gara del disco, intanto salto, vediamo bandiera bianca, salto valido quindi ancora per Ottavia Cestonaro. Non mi sembra particolarmente soddisfatto di questo salto, ma attendiamo la misura. Ancora sopra i 13 metri, 13,01. Una buona serie di Ottavia, manca l'acuto e lo attendiamo nella finale. Va ora Giorgia Vignola della Valpolicella in pedana per il suo terzo salto, mentre stanno per partire le concorrenti dei 3000 siepi femminili. Sono 5 le concorrenti al via: Elisabetta Colbertaldo, Silca Conegliano, Carolina Michelin, Silca Conegliano, Sara Tomasini, ancora Silca Conegliano, Maria Zebele dell'Atletica Vicentina e Suaila Sa della Bentegodi Verona. Le più accreditate sulla carta sono Elisabetta Colbertaldo 11,32,19 e Carolina Michelin con 11,26,65. Sono questi i migliori tempi di accredito.
partita la gara dei 3000 siepi e subito la giovane Carolina Michelin, già campionessa italiana della categoria allieve e anche junior mi pare. Parte solitaria subito, Carolina Michelin se ne va, segue il suo ritmo e a guidare l'inseguimento c'è Elisabetta Colbertaldo davanti a Maria Zebele. Avvio piuttosto deciso di Carolina Michelin, 10,70 nel triplo, intanto per Cerniak, già da Bozzelli, no, è Cerniak ora che va in pedale. 10,70 era di Zantereschi. Va aumentando il vantaggio di Carolina Michelin. Molto vivace il comportamento di Carolina Michelin in questa gara, partita con estrema decisione la portacolori del Silca Conegliano. In seconda posizione Elisabetta Colbertaldo, poi Maria Zebele e Suaila Sa nell'ordine. Al prossimo passaggio avremo il primo riferimento al chilometro. Sempre più sola al comando Carolina Michelin. Ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro con Carolina Michelin solitaria al comando, 3:23, intorno ai 3:30 il passaggio al primo chilometro, molto buona l'andatura, ricordo che lei ha un personaggio di 11:32, molto bene. Intanto Maria Zebele si è portata in seconda posizione, Elisabetta Colbertaldo e poi Suaila Sa. Passa anche Sara Tomasini al chilometro. Pedana nel triplo Renata Ortolani dell'Atletica Vicentina, 11:50 fino a questo momento. Continua nella sua azione solitaria Carolina Michelin e quando passerà dal traguardo mancheranno 4 giri alla conclusione.
Carolina Michelin sempre più sola al comando, ormai siamo quasi nell'ordine di mezzo giro di pista e quando passerà sul traguardo ancora 3 giri alla conclusione per lei. Tra meno di 200 metri transiterà al secondo chilometro, 3:31 circa il passaggio al primo chilometro per l'atleta della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Maria Zebele sempre in seconda posizione con una trentina di metri di vantaggio nei confronti di Elisabetta Colbertaldo. Si avvicina al passaggio del secondo chilometro intanto Carolina Michelin. 7:16 circa il passaggio al secondo chilometro. Tra poco inizieranno anche i salti di finale del triplo, gara che è guidata con 13:12 da Ottavia Cestonaro dell'Atletica Vicentina davanti ad Anita Pezzolo, la Sindustria Padova con 12:28 e al terzo posto c'è Maria Salvan delle Fiammero Padova con 12:01. 2 giri al termine quando passerà sul traguardo per Carolina Michelin, che ormai ha quasi 200 metri di vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice. Andrà sicuramente a migliorare il proprio primato personale che era di 11:32. Per la premiazione del disco uomini Federico Fiorini, Tommaso Parolo e Filippo Vaidanis sono invitati nella zona del cerimoniale. Meno di 500 metri al termine per Carolina Michelin, che vede profilarsi al termine della sua gara e anche un consistente miglioramento del proprio primato personale. Ultimo giro per Carolina Michelin, sentirà il suono della campana tra poco, eccolo. Inizia l'ultimo giro, vediamo alle sue spalle la situazione, vede sempre in seconda posizione Maria Zebele dell'Atletica Vicentina e poi al terzo posto Elisabetta Colbertaldo della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Della Silca Conegliano, chiedo scusa. Anche Maria Zebele va ad iniziare l'ultimo giro, mentre sono gli ultimi 200 metri per Carolina Michelin. Siamo a 10:24 in questo momento. Elisabetta Colbertaldo inizia anche lei l'ultimo giro. Ultima riviera per Carolina Michelin. E si presenta sul rettilineo finale, accolta dall'applauso della tribuna, Carolina Michelin. Gara molto coraggiosa e sicura da parte della giovane della Silca Conegliano. Vediamo il tempo, attenzione, non scende purtroppo al di sotto degli 11 secondi, ma migliora notevolmente, quasi mezzo minuto il suo tempo, 11:01 e 55. Maria Zebele intanto
continua a conservare tranquillamente la sua seconda posizione e è arrivata anche lei all'ultima riviera. Maria Zebere va a concludere la sua gara e anche per lei c'è l'applauso. Un'ottima seconda posizione e un consistente miglioramento anche per lei del primato personale, più di mezzo minuto. Elisabetta Colbertaldo in terza posizione, il Conegliano anche lei. Suaila Sa viene a concludere. Bentegodi Verona, ancora in buona spinta l'atleta